Beh, io sono sempre dell'idea che quando si partecipa a questi eventi è una cosa molto positiva, perché se si hanno dei problemi o se si hanno qualche dubbio è meglio comunque condividerli e riuscire a trovare le soluzioni insieme, perché l'unione fa la forza, lo sapete. Importante in questo caso fare rete? L'importante è senz'altro fare rete. Noi siamo una cooperativa, siamo una cantina con 200 soci, gravitiamo nell'area del Sulcis, lavoriamo principalmente, anzi al 90% lavoriamo le uve di Carignano, che sono una DOC zonale. E noi come cantina, adesso faccio un pochino il presuntuoso, il Carignano lo lavoriamo in tutti i modi possibili e immaginabili a quelli che ci permette il disciplinare. Dalla spumantizzazione alla trasformazione del Carignano dal rosso a bianco come vino, e quindi abbiamo quasi chiuso la filiera del Carignano.